Ciao amici, benvenuti all'Alta Marea, sono Salvo e oggi vi presenterò il piatto della renga con il quale abbiamo vinto il concorso 2020. La renga va messa a bagno per almeno 24 ore in acqua corrente per dissalarla e sciacquarla. Poi va cotta 3 minuti per lato in acqua bollente. E poi viene pulita e deliscata. Adesso siamo arrivati alla fase di pulitura della renga. Dove verranno ricavati i filetti e messi sott'olio. Il nostro piatto viene presentato con crema di patate, puntarelle scottate, 3 gocce di nero di seppia e ovviamente la ringa.